buonasera a tutti. Io adesso porterò i saluti dell'Università Popolare ed è molto facile parlare e portare i saluti dopo chi mi ha preceduto, perché hanno detto tutto gli altri e mi fa molto piacere, però devo necessariamente ringraziare il consolato, anch'io, per aver voluto coinvolgerci in questo periodo molto, molto importante come il 14° anno di cultura italiana nel mondo. Ringrazio ovviamente il direttore dell'Archivio di Stato di Fiume, mi sono scritto lì il nome e a memoria non so pronunciarlo, quindi chiedo scusa. Ringrazio la Presidente della Comunità Italiana di Fiume, Orietta Marot, e devo necessariamente ringraziare Titi, la mia grande amica Titi Davia, e il mio amico Marino Sterle, che arriva stanco da una tournée fotografica, ma forse magari ci racconterà anche qualcosa. E devo necessariamente, ma perché è un grande piacere, salutare le professoresse Gianna Mazzieri e Corina Gerbaz, che le ho viste ma adesso non le vedo. Ecco, il presidente della comunità di Abbazia e tutti gli amici che, vista l'età, presumo possano essere studenti della facoltà del Dipartimento di Italianistica o dell'Università di Fiume o del nostro liceo, non lo so, non li ho ben identificati, ma saluto tutti con grande affetto. E adesso io direi che anche per avvicinarci alla presentazione mi sposto. Dottor Somma, volevo chiederle una cosa, una curiosità. Lei che arriva da Trieste, come vede questa splendida città di scambi, di storia, di cultura? Ma io a Fiume mi sento a casa mia, perché sono circa 25 anni che ci vengo nell'ambito della collaborazione dell'Università Popolare, con l'Unione Italiana e con la comunità, quindi e questo lo premetto. Ecco, devo dire che anche geograficamente sembra vedere una città allo specchio, collegati dallo stesso ciglione carsico, due città molto simili, con poco retroterra, con la stessa storia, nessuna delle due si è sottomessa mai a Venezia, con però un grande passato asburgico. Ed è per questo che mi ricollego alle parole dell'amico consigliere Emiliano Edera, che in questa edizione abbiamo voluto aggiungere una serie di scatti fotografici, proprio perché, e non è retorica, guardando al futuro condiviso si può guardare al futuro anche commerciale, di condivisione per questa area geografica che diventerà tutta un'unica regione nello spirito europeo fra molto poco. Ecco, questa è la premessa ed è il motivo anche per il quale ho voluto inserire, ho chiesto all'amico Marino di concedermi la presentazione anche di alcuni suoi scatti, di cui gli ultimi 4 sono delle composizioni che magari chiederò a lui se ce le spiega alla fine, se ci darà questo, perché quelle ultime hanno girato il mondo, e hanno girato il mondo con lo stesso spirito con il quale hanno girato i libri, le carte e le immagini della collezione di Stelio e Titi Davia. Ho finito, grazie. Spero di non avervi annoiato. Ringrazio al maestro Marino Sterle, ringrazio al presidente Somma per questa veramente interessantissima relazione, e ora invito il console generale d'Italia, signor Renato Cianfarani, per un piccolo omaggio alla nostra carissima ospite d'onore di stasera. Ecco, prego console, per la signora Titi Davia.